Sono in condizioni pessime. La cosa importante è che non ho febbre. Ieri sera sì. Quindi comunque è domenica e, e la situazione è questa, cioè mamma mia, che potenza sto raffreddore, ragazzi, e la tosse. Per fortuna ho dormito abbastanza, ma insomma, vado a salutare Franz che è qua fuori. Ho la testa che scoppia. Ciao. Siccome Franz sta mettendo via legna, un lavoro che di solito faccio io, faccio sempre io qua fuori sulla terrazza. Quest'anno tocca a lui per forza perché io non sono in grado. Quindi, vabbè, io non so se riesco a riprendermi per giovedì che devo rientrare al lavoro, Io non lo so. Che condizioni, mamma mia. Adesso mi piego la biancheria che c'è da piegare, questa roba qui che era dall'altro ieri, che è là, perché ieri era ancora un po' umida. Ho dei problemi a questo orecchio, questa influenza, spero che mi passi, se no devo andare a farmi vedere le orecchie, perché allora così è tappato, è un po' tappato, sì, sento un po' ovattato, se io faccio così ci sento, e anche se faccio così ci sento, se invece tengo la testa dritta è ovattato il suono, quindi c'è qualcosa che non va dentro l'orecchio, è tutta l'infiammazione che ho avuto, qualcosa ha fatto. Quindi niente, piego appunto quello che c'è da piegare, le magliette. Questi video alla fine mi tengono anche compagnia perché devo stare sempre a casa, sempre in casa, e quindi qua ho comprato delle cosine da Shein, a parte il lenzuolo sotto, che però credo non andrà bene per il nuovo materasso. Non avevo considerato, cioè l'ordine l'ho fatto prima di pensare di comprare il materasso. Vabbè, comunque questo devo metterlo di là, e qua ho anche altra roba. Ho comprato dei pantaloncini, mi vanno bene, molto bene. Forse avrei potuto prendere anche una S, però meglio una M. L'elastico qui non è un elastico stretto, quindi avrei potuto prendere anche la S tranquillamente, perché sono tanto larghi anche di gamba. Si vedranno le mutande sicuramente, non me frega niente. Comunque pantaloncini fatti così, questo è solo di bellezza, col fiocco. Era un set di 3, devo dirvi sono molto comodi, sono anche molto leggeri. No, infatti è poliestere alla fine. Sì, vabbè, comunque sono comodi per l'estate. Poi il cotone per me è tanto pesante anche d'estate. Il cotone è anche un po' più grosso. Alla fine mi trovo un po' meglio col sintetico a volte. E quindi c'erano quelli là grigi scuri, questi grigio chiaro e neri. C'era anche un altro set con altri colori, io ho preso questo. Poi ho preso questo vestitino che è molto bello. Questo gonnellone è anche molto bello. Vabbè, il gonnellone è così, non ve lo sto ad aprire tutto. Comunque è fatto con questa fantasia, con questa fantasia. Di questo forse ho preso una, non lo so che taglio ho preso. Ho una M e una S, forse anche una S di questo, mi va perfetto e come lunghezza mi arriva proprio giù dai piedi, come piace a me, con delle scarpe da ginnastica bianche, l'ho pensato, e magari una maglietta semplice sopra, una canottiera, secondo me è bellissima come gonna, e c'era anche in altri colori. Infatti sono quasi tentata di comprare anche gli altri perché mi è piaciuta tanto, è molto leggera e non ha la sottogonna, quindi è un pochino trasparente, ma con dei pantaloncini sotto, secondo me si può usare tranquillamente. Il vestitino invece è fatto così, non l'ho provato questo. Questo è l'unico che non ho provato. È una taglia S e dovrebbe andarmi bene per come sono adesso di fisico, quindi è molto 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 leggero questo, è leggerissimo proprio per quando fa caldo caldo, con dei pantaloncini per coprire le mutande, perché anche questo non ha la sottogonna e non ha una fodera, insomma. Comunque molto bello, finisce largo. E anche questa fantasia, sono fissata col verde adesso, non ho mica visto.
mi piace tantissimo. Comunque non l'ho provato e spero cioè assolutamente mi entra, ma spero non sia magari troppo stretto qua sopra, ma non credo, perché io in genere sono una S in parte alta, adesso che sono dimagrita ancora di più. Vabbè, di qua ci dovrebbe essere bue. No, non respiro un cavolo. No, ah sì, è fuori. Bue, vieni, vieni, certo, vieni, bue. Ce l'ha la pappa, ma... boh. No, mami, c'è bue di là, amore. C'è piccolo bue. Oggi è bellissimo il tempo ed è anche caldo. Mi dispiace molto star male perché fuori fa davvero caldo, è proprio bello oggi, ma mi dà fastidio il sole. Per dire, stamattina quando mi ero alzata, stamattina, non tanto tempo fa, mi dava fastidio la luce, ho avuto serie difficoltà ad aprire gli scuri della camera perché avevo gli occhi con una sensibilità alla luce incredibile, che non mi capita così spesso di avere così sensibilità. Beh, stamattina, mamma mia, ho fatto proprio fatica ad aprire gli scuri della camera perché c'era troppa luce. Mi stavo dimenticando, ho preso anche questi pantaloncini. Sono jeans, per dire jeans, insomma, dai, leggeri. Questi sono una taglia, boh, sono una M. Li ho presi così, li ho presi con l'elastico perché mi trovo molto bene. Poi non è un elastico troppo rigido e quindi mi piacciono. Sono un po' stretti sulla coscia destra, ma io conto di mettermi ad allenarmi quando starò bene, di ritornare ad allenarmi un po' e quindi dovrei snellire un attimo le cosce anche, quindi perché va bene perdere peso, ma se poi non fai movimento non serve a molto. Però mi vanno bene in realtà, non è... sono belli. Non avrei potuto prendere una S perché sennò non mi sarebbero entrati sui fianchi. Bell'acquisto. Dietro hanno le due taschine, che io non userò mai, ma belli. Ho preso un po' di cose estive anche se ne avevo, ma pantaloncini corti ad esempio non ne avevo tanti perché ne ho di grandissimi e ne ho di piccoli. Giusti non ne ho e allora ho detto aspetta che mi prendo qualcosina perché sennò alla fine mi ritrovo ad usare sempre gli stessi pantaloni e devo anche lavarli e quindi almeno così ho un po' di cambio di cose, insomma. Lavastoviglie caricata, qua c'ho da lavare ancora roba, non crediate, padella e la pentola, ma intanto rimangono là. Adesso non faccio niente, devo pulire il gas che è indecente. E pasta che è avanzata, ne ho fatta tantissima. Abbiamo mangiato molto volentieri, era molto buona. Abbiamo fatto anche il bis. Ecco, fuori c'è molto caldo, c'è caldo, si sta bene. Io devo stare attenta a non prendere aria perché c'è vento, insomma, è arieggiato, quindi devo stare attenta. Dovrei coprirmi le orecchie. E boh, questo è. Ho fatto un altro ordine. No, non ve l'ho detto, quest'anno ho deciso di mettere dei fiori finti fuori. Non so quanto dureranno perché sappiamo che con tutte le intemperie alla fine non so, cioè si rovinano, quindi boh. Però ho deciso di fare questa cosa. Mi prendo qualcosa da mettere intorno alle orecchie perché non ho voglia di mettere i tappi perché poi sennò non sento più tanto bene. Ecco, sembro ciaci, ma insomma è l'unico sistema questo per non prendere troppa aria. Collo più che altro le orecchie perché le orecchie sono dolorose. Se mi dovesse venire l'otite proprio, anche se secondo me l'ho avuta un po', ma leggera, non ho avuto quella proprio un mal di orecchie e anche quello non è per niente bello. Vabbè, sì, sono asciutte.
preso questo telo, questo è un telo mare e l'ho preso per prendere il sole o qua o se per caso andassi al mare, insomma. È bello lungo, lunghissimo, non è tanto largo ma è tanto lungo. Boh, non so, non sono così alta io, ma insomma ci sto dentro 2 volte per lungo, no, 2 volte no. È pieno di polline qua di fuori, infatti adesso tiro sulla roba ma vado dentro a piegarla, quindi anche la roba è piena di polline. Perfetto. Asciugamani nuovi. Ah beh dai, non sono tanto morbidi, giusto? Oh, li ho presi da Shein questi, sono in cotone. Li ho preso il set da 3 grigi e set da 3 azzurri uguali. Sono semplici, vedete, quelli con le righine così. Sembrano buoni a vederli. Buoni non da mangiare, buoni nel senso come qualità. Oh, c'è scritto cotone, spero, già vedere che cotone. Comunque sto mal di gola non mi abbandona, I Viso ad esempio sono così, sono piccolini, sono tipo dei bidet. No, non proprio. E questi sono i bidet, che sono tipo quelle per il viso che si usano, ma sì, le misure sono diverse dalle nostre, ma li ho presi lo stesso perché sono tutti rotti sti asciugamani, bisogna cambiarli. Mi sa che oggi ho fatto anche troppo, sono stata troppo in attività. Questo maledetto che mi fa allergia, già sto male di mio. Vabbè, beh, pieno pieno no, ma insomma, vediamo. Ce n'è? Ce n'è. L'avevo detto io che era ventilato. Un pochino, sì. Mi dà fastidio la luce, veramente. Oh, ho pulito prima, là c'è già roba. C'è già roba per terra. Adesso mi metto un attimo qua. Devo ancora piegarla la biancheria. Ma adesso andrò. Devo togliere la tovaglia. Cosa c'è, gattino bello? Cosa c'è? Cosa c'è, Micio? Oh, che bello che sei. Mimì. Oh, ecco gelosino. Ciao, gelosino. Ciao, Mimì. Ciao, Mimì. È bello, Mimì. Sì. Siete 2 gelosini. Sì, ho prurito agli occhi, è l'allergia. No, mi tocca andare. Adesso ho gli attacchi di tosse, quindi vi saluto veramente, chiudo questo vlog, vi ringrazio per avermi seguita fino a questo punto, fino a questo vlog, che Pippo, no a far così, che sennò Pepe si agita, lo sta chiamando per giocare, ma dopo fanno un casino, sti 2 qua, hanno una massa intorno che spostano la casa quando si muovono. Quindi preferisco che stiano fermi, anche se hanno bisogno di correre, ma a me non è che vada tanto. Comunque, non so cosa vi stavo dicendo. Vi ringrazio per avermi seguita fino a questo punto dei vlog, perché appunto i miei vlog sono uno il seguito dell'altro, quindi è la mia vita e niente, questo è, i vlog sono questo. No, dipende. Io faccio vlog in questo modo, c'è chi li fa diversamente. Io mi trovo bene a fare così. Mi sa che ho mangiato troppo. Mi sa proprio di sì. Ho tutto fermo qua. Bello. Continua la saga qua del non riuscire a digerire la roba. Vabbè, effettivamente questa pasta era un pochino pesante. Vabbè, che prurito alle orecchie. Vorrei avere qualcuno che andasse dentro a grattare. Ho un prurito. Vabbè, dai, vi ringrazio per aver guardato anche questo video, spero di tornare in condizioni migliori e
decisamente, perché sennò qua, mamma mia, e spero di non ammalarmi più. Dai, vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!